Quinta corsa dall'Arcoveggio, 6 al via dopo il ritiro di Dante BF. Questo lo schieramento: 1 Darius, 2 Dionisio Mark, 3 Dulce Nombre, 4 Dungan, 5 Denzel dei Veltri in seconda linea, 7 Diablo GV. I favori in chiusura sono per il debuttante Dulce Nombre, numero 3. Claudio Monte in sediolo. Macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Dungan che si avvantaggia nei confronti di Darius. Più indietro vediamo Diablo GV con al largo l'errore intanto di Darius, e così all'esterno Dionisio Mark progredisce. Dopo 250 metri si porta deciso all'attacco di Dungan, che non ha intenzione di opporsi, e infatti passa in vantaggio Dionisio Mark dopo 400 metri completati in 38. La seconda posizione per Dungan, che precede Diablo GV e tutti gli altri. Tanto completamento dei 600 iniziali, Dionisio Mark li copre in 46,4 con un parziale in 15,6. Ora la progressione esterna da parte del numero 5 Denzel dei Daltri, che si intanto c'è l'errore di Dulce Nombre, numero 3 Dulce Nombre squalificato. il favorito debuttante di galoppo dunque, mentre all'esterno progredisce ancora Denzel dei Daltri, che avvicina Dionisio Mark quando siamo al chilometro in 1,17,7. Siamo ora a 500 dalla conclusione. Ha cercato di riprendersi anche Darius, ma ora cala, e così i primi due si staccano in lotta, con Denzel dei Daltri che attacca con decisione Dionisio Mark e i due prendono vantaggio. Gli altri nettamente più discosti, l'errore anche di Diablo GV a metà della curva finale, così deve accodarsi in seconda posizione Denzel dei Daltri, mentre prende vantaggio Dionisio Mark, forse decisivo. Sposta nuovamente però all'ingresso in addirittura Denzel dei Daltri a 100 dalla conclusione, si avventa nuovamente sull'avversario, lo impegna e nel finale passa per vincere sullo stesso Dionisio Mark, mentre per il terzo a distanza finisce il superstite Dungan. 1,16,6 ragguaglio conclusivo, 32 a chiudere dopo un 33 di penultimo quarto. Il bel primo piano di Denzel dei Daltri con Carmine Piscuoglio che raddoppia subito il successo ottenuto in precedenza. Bella vittoria per Denzel dei Daltri, che era anche terzo cavallo del campo, quarto cavallo del campo esattamente. Carmine Piscuoglio dunque subito al raddoppio dopo il successo ottenuto con Belize Jet, questa volta per conto di Francesco Alessandrini, la scuderia Truck dei Daltri.